Per quanto mi riguarda devo dire che questi criteri io li avevo scoperti realizzando un bel po' di tempo fa a Visos un documentario, quasi una fiction, realizzata per la RAI. Si trattava di diversi sogni interpretati dai sognatori in situazioni che ricostruivano le situazioni sognate. Era un documentario che nasceva come un reportage, poi già lì, nel momento in cui io mi ero messo a intervistare i sognatori, avevo scoperto che questi, raccontando i sogni, li recitavano. Ad esempio una donna che mentre appunto raccontava di avere sognato di trovarsi su un ponte e di camminare a tentoni inginocchiata, durante l'intervista questa donna si inginocchia sul pavimento della sua casa e tasta il pavimento come se fosse stata sul ponte. Quindi molte cose che riguardavano la ripresa, la recitazione, io le ho scoperte in quell'occasione. Però devo dire che Visos per me è stato importante soprattutto per quanto riguarda il montaggio, perché è allora che mi sono orientato a un interesse sempre maggiore per tutto quel che sta, come dire, ai margini dell'azione girata sul campo, quella che era prevista dal copione. Cioè in uno stacco, quando si effettua una ripresa, c'è quel che si dice un cuore, una testa e una coda, cioè quel che precede l'azione e poi il nucleo dell'azione e quel che segue. Ecco, devo dire che io mi sono accorto che spesso è quel che precede e che segue l'azione prevista dal copione che contiene elementi vitali, perché finisce la recitazione e quindi l'interprete è più spontaneo, fa qualche cosa che neppure il regista e nessuno comunque aveva previsto e voluto, e che quindi è vero e che quindi va valutato con particolare attenzione. Posso dire questo, che mi ero reso conto dell'interesse di questi materiali in Moviola, lavorando con una montatrice esperta soprattutto in montaggi pubblicitari, molto brava, che però mi andava sempre a ritagliare quel cuore, possibilmente perfetto, scelto rispetto ad altre versioni, escludendo gli eventuali traballamenti della macchina, le imperfezioni della fotografia o le digressioni rispetto a quel che prevedeva il copione, e quindi andando sempre a scegliere l'inquadratura e lo stacco giusto, ma tutto questo a discapito della vitalità, dell'intensità di quella ripresa. Tant'è che ero piuttosto scoraggiato e un po' triste in Moviola mentre procedevamo in questo lavoro che era quasi di devitalizzazione delle immagini, del girato, quando a un certo punto ho avuto l'impressione che invece stavamo operando bene e che le cose andavano decisamente meglio, se non che appunto questa impressione l'avevo avuta semplicemente perché stavo guardando lo schermo sbagliato per un momento, stavo guardando lo schermo degli scarti, non quello del montato.